Vantaggio al 45esimo, poi loro sono rientrati, sembravano un'altra squadra, 4 minuti così e hanno trovato il pari. Sì, noi abbiamo fatto un buon primo tempo. Poi il secondo tempo siamo entrati non con la testa giusta, cose che sono successe spesse volte quest'anno. In questa categoria purtroppo poi le paghi, poi loro hanno giocatori che a volte, tipo Steva che l'ho allenato, aveva un gran piede, è mancino, e quindi sì, lo conoscevamo, sapevamo che poteva essere pericoloso sulle palle da fermo. Purtroppo ha avuto questa possibilità qua e ci ha fatto male. Te l'aspettavi un finale così? Perché sul 3-1 io ho detto vabbè, partita conclusa ragazzi, è finita là. Invece loro ci hanno creduto fino all'ultimo proprio. Sì, ma loro ovviamente avevano punti in palio pesantissimi per il loro futuro, per il loro percorso, e noi abbiamo fatto la nostra partita come è giusto fare, e abbiamo fatto, a mio avviso, un buonissimo primo tempo, secondo tempo un pochettino più, subentrata anche un po' la stanchezza e quant'altro che ci sta dopo un campionato lungo, però dai, siamo soddisfatti di quello che stiamo facendo finora. Ho visto bene, dicevo, stiamo giocando senza le punte, senza Ianco e senza Canato, le punte ufficiali, diciamo così, però oggi mi ha impressionato anche bene Telesi, gran duello tra l'altro con Baggio, anche di forza. Sì. No, Matteo è un giocatore importante, per noi è un giocatore che può fare più ruoli, può fare l'esterno, può fare sottopunta, può fare la punta, quindi lui si è sempre messo a disposizione dall'inizio dell'anno, ha fatto un buon campionato secondo me, e quindi è un bravissimo ragazzo, un ragazzo che in spogliatoio ci fa bene, e sono contento per lui perché non è riuscito a fare gol, ma ha fatto un'ottima prestazione. Sì, sicuramente. Abbiamo concluso qui dal D'Agostin. Sì, dai, purtroppo per quest'anno abbiamo finito, però dai, adesso onoriamo il campionato domenica a Borgorico, cerchiamo di andare a fare una buona partita e poi ci rivediamo l'anno prossimo. Ci rivediamo l'anno prossimo con un nuovo tesserato, mi hanno detto, no? Che si chiama Malerba, giovane, già tesserato immagino. Sì, no, non c'è ancora l'ufficialità, ma penso che siamo a un buon punto. Sì, perché per chi non lo sapesse, l'ho detto anche in diretta, insomma, è diventato papà e quindi il prossimo giocatore sarà qua, insomma, va bene? Gli auguriamo il Malerba Junior, gli auguriamo di fare la stessa carriera del papà. Un po' meglio, dai, un po' meglio. No, bene. vi ringrazio. Grazie a te.